Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Si è svolta domenica 28 agosto a Baruchella, in occasione della festa del vino, la tradizionale pigiatura dell'uva, fatta secondo l'antica arte a piedi nudi. Il piazzale delle poste si è trasformato in una cantina, dove le pigiatrici Elisa, Sara, Giorgia e Verdiana hanno indossato le vesti delle contadine polesane d'altri tempi ed hanno dato inizio allo spettacolo. Tra tralci pieni d'uva, frasche, casse di grappoli e paioli, le ragazze hanno raccolto i frutti della vite nel tino ed hanno cominciato a pigiare con i piedi tra musica e divertimento. È sempre bello vedere delle giovani carine alle prese con questo lavoro, che una volta si svolgeva in un clima di festa, ha detto qualcuno tra il pubblico. Intanto, molti fotografi hanno voluto immortalare l'evento. Come era consuetudine in tempi remoti, le ragazze hanno assaggiato l'uva e l'hanno offerta ai presenti ed anche se qualche grappolo è stato lanciato dalle pigiatrici, il pubblico ha potuto comunque apprezzare il frutto dello spettacolo. Infatti, la Proloco, organizzatrice dell'evento, ha offerto ai presenti il mosto e i sugoli, preparati al momento in un grande paiolo di rame. Prima della pigiatura si è svolto il torneo di calcio balilla umano, a cui hanno partecipato 5 squadre maschili, 2 femminili e 2 giovanili. La squadra chiamata del geriatrico Gambe Stracche, a dispetto del nome, si è aggiudicata la vittoria, seguita da X-Fire e da Jeffrey. Dopo la pigiatura, invece, i buongustai hanno apprezzato i piatti tipici presso lo stand gastronomico e gli appassionati di musica hanno danzato sulle note dell'orchestra Antonella Marchetti.